La Bianca, pregi da far emergere e difetti da limare ad una settimana all'inizio del campionato? Ma i pregi sono sicuramente da fare emergere, sono quelli intanto di assemblare la squadra, di trovare la coesione di gruppo e di riuscire a trovare una condizione fisica ottimale. Noi, come ho detto e ripeto, ci alleniamo in un campo piccolo in terra, oggi siamo passati in un campo enorme, abbiamo avuto un solo giorno in 3 settimane di allenamento, ci siamo allenati all'Esseneto, che dovrebbe essere il nostro campo, ci siamo allenati, dare qualche cosa. Abbiamo trovato un campo con l'erba alta 10 cm, onestamente nei campi brasiliani si trova l'erba alta 10 cm e quindi abbiamo sofferto molto ma molto il campo. Mi auguro che questi problemini si cercano di risolvere, perché però pazienza, alla fine io so che questi sono i problemi, non sono giustificazioni, però il campo l'abbiamo sofferto più noi che la Gattopardo. Quest'anno l'Acargas non ha fatto nessun proclama. Tu che tipo di campionato ti aspetti dalla tua squadra? Ma sicuramente la mia squadra sicuramente uscirà alla distanza, perché le mie squadre sono uscite sempre alla distanza e cercheremo di uscire nel più breve tempo possibile, ma in questo momento soffriamo perché, come ho detto, ci alleniamo in un campo piccolo in terra e poi giochiamo in un campo enorme come l'Esseneto. Balsamo, ad una settimana dall'inizio del campionato, quali pregi da limare in questa Gattopardo e quali difetti da nascondere ancora? Allora, per quanto riguarda i pregi, io guardo la prestazione della squadra in generale e oggi è stata più di quello che sinceramente mi aspettavo, perché eravamo rimaneggiatissimi, però chi ha giocato ha fatto una grandissima prestazione. La cosa che mi interessava di più era il discorso dell'impatto con la trasferta, con una squadra di categoria che ha abbastanza giocatori importanti. Ce la siamo giocati a viso aperto, come d'altronde preferisco io. Chi mi conosce lo sa, la mia squadra sono predisposta a giocare. Perché oggi abbiamo dimostrato che non esiste né età né nome nella categoria. E la Gattopardo oggi ha meritato il passaggio del turno sia nell'arco dei 180 minuti che sia nell'arco di questa gara. Vedendo questo campionato di eccellenza, ecco, tu cosa ti aspetti dalla Gattopardo e come lo vedi tecnicamente questo nuovo torneo? Allora, questo torneo secondo me è abbastanza livellato, perché togliendo 2 o 3 squadre, Acagas, Licata e qualche altra, tipo adesso Folgore forse, dico che le altre squadre siamo tutti allo stesso livello. La Gattopardo l'obiettivo è quello di cercare di raggiungere la salvezza anche l'ultima giornata e anche tramite le playoff. L'importante è salvarsi e la valorizzazione dei giovani.